Eder, Mech, Pallister. Allora Sebastiano, come va adesso? Sono passati 3 anni. Guarda, non è cambiato molto. Non è cambiato molto perché anche questi giorni sì, continuo a fare le mie cose, cerco di vivere una vita normale, ma non ce la faccio. Ieri sono stato quasi tutto il giorno col mio avvocato Paolo Bevilacqua, che mi è stato molto molto vicino. Poi c'era anche il dottor Baresani. Sai cosa abbiamo fatto? Siamo andati a camminare lì al castello di Miramare, anche in silenzio. Questo, e venire qua è un dolore, guarda, credimi, scusami. Purtroppo è più forte di me, guarda, cerco di andare avanti, dai, eccomi qua. Io aspetto delle risposte che possano far chiarezza, perché possano anche individuare chi possa essere responsabile di quel gesto. Veramente, pensare che mia moglie sia stata aggredita, picchiata, no? Veramente ancora mi fa molto male, guarda, molto. Aspettiamo. Casa tua è ormai il più grosso nodo di smistamento coltelli che l'Europa conosca. Possiamo venire a visitarla? Non faccio più entrare nessuno a casa mia. Prima ho aperto le porte, no, perché ho aperto le porte a tutti e adesso per me è diventato una cosa troppo mia, troppo fatto sento quasi la presenza di Liliana, guarda, perciò per me la casa resterà nostra, di me e di Liliana. Non voglio avere nessuno in casa. Gli inquirenti possono venire quando vogliono, io non ho niente da nascondere. Diciamo che le cose sono state chiarite, io sono stato sentito, ho dato le mie giustificazioni e le mie cose. Tutte queste cose, queste polemiche che stanno uscendo veramente mi fanno veramente male. 3 anni. È una cosa che veramente mi distrugge, io non riesco a capire, io non conosco casi che dopo 3 anni ancora non sappiamo niente, abbiamo un sacco di cose, di gente che parla, diciamo, ho sentito tante storie, ognuno ha la sua opinione, ci sono opinioni da tutti, criminologi, tutta gente importante, quella non è uscito niente, fino adesso non è uscito niente, guarda. Io ho parlato della prima autopsia, di quello che è stato fatto all'inizio, io non ricordo che sia emerso qualcosa riguardo alle lesioni. Di conseguenza adesso che sono venute fuori queste cose qua, io mi domando, ma perché non ci hanno detto subito? Come dici che Barisani era stato il primo a scoprire le tracce di lesioni e non ti aveva detto niente? Sì, mi aveva detto c'erano delle piccole, certo è stato il primo a dire c'erano queste lesioni così, Ecco. però non so di che entità, evidentemente gli inquirenti avranno visto certamente queste cose e avranno ritenuto, avranno sembra fatto le che sia loro stata colpita a mani deduzioni nude. su questo. Certamente non sono io la persona che può, io mi aspetto delle verità, mi aspetto di sapere cosa la dottoressa Cattaneo ci dirà. Ma suicidio no, assolutamente. Quello che può essere successo, quello che può essere successo, vedremo. Può essere stato un incidente, potrebbe essere un incidente, stato qualcosa. Io parlo. Cioè io mi ricordo, non è una mia espressione di un opinionista, ma può essere che si sia incontrata con qualcuno, magari hanno in qualche maniera litigato, magari verbalmente, e lei si sia sentita male e abbia avuto quello che è successo. Questa è una mia, così, uno dei tanti miei pensieri. Però considerato che
ultimamente sta uscendo questa cosa di queste lesioni che sono anche importanti, allora a questo punto parliamo di omicidio. Una mia idea. Eppure a Fulvio Covalero e all'albergatrice tu stesso hai detto è stato un incidente. Guarda, questo lo dice l'albergatrice, insomma. Dai, adesso non siamo qua. Guarda, io sono venuto qua per essere Sebastiano, processato. è una questo, strada quest'altro. Lo Ma so, no, è una strada mia interessante teoria. qui. Non è il momento, in questi giorni qua io non sono in grado, non è il momento Ma l'ha per detto dover l'incidente, non l'ho rispondere a detto certe io, cose. Sebastiano. Sì, ho capito, Ok. va bene, d'accordo. Ok. E Senta, certamente. Ieri si è scoperto che incredibilmente, impronosticabilmente, a casa di Claudio Serpin c'è una cantina. Ma guarda, ho sentito questo e veramente resto esterrefatto da queste cose. Cioè io mi domando, vengono fuori a rate cose, io penso che sia il signor Serpin che dimentica e che dice cose che non sono vere e che dimentica di dire certe cose. Io spero che comunque vengano fatte delle indagini, dei sopralluoghi. Ti sembra una cosa giusta? E dopo ho sentito che lui diceva che Liliana veniva spesso lì, che andavano giù in questa Sì. specie di tavernetta, questa cosa qua. Cioè, io dico, andranno lì, magari troveranno le impronte di Liliana e poi ormai. Guarda, dopo 3 anni di un sacco di supposizioni, la mia idea, cosa vuoi? La mia idea non lo sa, perché sono incongruenze sia nel fatto che che sia morta il 14, sia che sia morta il 2 di gennaio, comunque hanno tante incongruenze che comunque sono difficili da interpretare e capire. Io la domanda che mi faccio è, io solo una domanda mi sono fatto: perché è morta Liliana? Solo questo mi interessa, il resto non mi interessa niente. Io spero solo di avere delle risposte, basta. Perché è morta Liliana? Perché? Permettimi una cosa, queste sono tutte palle assolutamente dette da una persona sola. Di conseguenza io posso dirti che noi avevamo in progetto di andare in Brasile da questi nostri amici, avevamo parlato anche con l'agenzia, in febbraio noi dovevamo andare in Brasile, di conseguenza anche l'agenzia è stata sentita e hanno confermato questo, perciò tutte queste cose qua. Questo signore deve solo vergognarsi di tutte queste cose che dice, perché sono solo parole sue. Capisci? Questo io non voglio adesso entrare in. Sebastiano, scusi, allora approfitto della sua presenza perché forse mi sbaglio. Siamo sempre là, dai. Non posso andare avanti su questa roba qua, dai. Ma perché no, Ascolta, Sebastiano? Niente, vi faccio a tutti quanti gli auguri di Ma perché buone non vuole feste, di buon rispondere su Natale. questo, Sebastiano? Io non è che adesso sono qua, sono venuto qua, sono anche in una situazione abbastanza precaria. Io non sono tutte cose che sono già state dette e sono già state giustificate e io ho risposto a tutte queste cose qua. Visto che casa che è fredda, anche d'estate è fredda. Paghiamo un sacco di affitto, volevamo andare da un'altra parte, stavamo cercando questo. E se altre persone dicono altre cose, per carità, io andrei via subito. Come andresti via subito? Avevi detto 5 minuti fa che ti sembra che Liliana sia lì con te. Solo che ho tutta la roba di Liliana, tutte le nostre cose, cioè io adesso sono solo, Quindi non saprei dove andare, non posso andare via. Senta, Sebastiano. Guarda, siamo sempre lì, Liliana con i sacchetti, porta le differenziata, va verso San Giovanni, e dopo si perdono le tracce e poi è lì il problema. Non posso io sapere cosa può essere successo. Mesi e mesi fa abbiamo rintracciato quello scooter che girava attorno a Liliana. Hanno fatto vedere in questi giorni questa cosa qua. Hanno detto che comunque questa persona è stata individuata, sentita e abbia dato delle sue dichiarazioni. Per me è veramente molto strano, molto particolare, cioè sembrerebbe quasi che stesse seguendo Liliana,
Questo è il mio pensiero. Sembrerebbe che stesse seguendo Liliana. E sarebbe interessante anche sapere come una proprietaria di questo scooter passato era residente con tutta la grandezza di Trieste proprio in via Donadoni 36. Ma se qualcuno provasse a farti questa domanda, tu sicuramente te ne andresti. Per carità, magari Non si capisce in realtà se a bordo ci sia una donna o un uomo. Sebastiano, tu hai riconosciuto quella sagoma? No, assolutamente no. In ogni caso, Sebastiano, tutti si prendono i meriti, ma questa è solo una delle 400 scoperte che sono uscite dal mio canale. Guarda, io ammiro queste persone che fanno ricerche, che hanno le loro opinioni, le loro cose e spero con l'aiuto di tutte queste persone che comunque sotto sotto cercano, individuano determinate cose. Io auguro che possano dare delle risposte. ecco, potrebbe molto essere fiducioso su finalmente tutto può essere, comunque certamente, evidentemente qualcuno conosceva perché Liliana non parlava mai con nessuno, si salutava così, anche magari se non era magari un ex collega o qualcuno del marathon, qualcuno che era molto legato, ma il resto Senta, difficilmente parlava con qualcuno, conosceva un sacco di gente, tante volte che giravamo per la città salutava uno. Però che motivo avrebbe uno qualunque? L'orologio di Liliana si ferma 5 minuti dopo che tu spegni il tuo telefono. E guarda, sono tutte cose che vanno analizzate, verificate, certamente è una cosa strana. Certe risposte io spero che ce le dicano quando sarà il momento. Vi auguro veramente di passare belle vacanze, belle festività con i vostri familiari, con le vostre cose. Sebastiano, però insisto su un punto, considerando che tu non hai detto agli inquirenti dell'esistenza di un vero e proprio magazzino in cui eri la mattina della scomparsa in cui spegni il cellulare, come fai a reagire male sapendo che Sterpina è una cantina? Guarda, io sono sconvolto da quello che ho sentito. Mi meraviglio poi che una persona che ha sempre detto determinate cose e poi ci nasconda cose molto importanti che possono dire tante cose e comunque tutti noi vogliamo sapere. Io spero che gli inquirenti facciano delle indagini ben chiare e precise e che quest'uomo debba rispondere di quello che ha fatto, di quello che ha non detto, ecco. Sorprende che tutto quello che dice Sterpin viene preso come oro colato, di conseguenza, come dice l'Abruzzone, l'ho sentita ieri, veramente è sconvolgente tutto questo. A me non mi ha mai detto nessuno mi ha detto che Liliana andava a casa di Claudio, questo l'ho saputo dopo. È estremamente vergognoso, ma veramente vergognoso che una persona si permette di dire certe cose che non hanno riscontri da nessuna parte, che nessuno sapeva e lui si permette di darmi delle accuse, delle cose che comunque sono infondate. Io veramente chiedo a tutti quelli che devono fare di darci delle risposte, perché veramente questo signore qua fino ad ora secondo me ci ha raccontato un sacco di palle. Il problema è che Claudio sapeva che Liliana ormai ti stava raccontando che se ne stava andando via di casa e quindi era molto preoccupato. Iniziare a raccontare a chi? E chi lo dice? La sua sensazione. Beh, oggi sappiamo cosa valgono le sue sensazioni. Tutto è aperto, tutto può essere successo. Cosa vuoi? Io mi sono sereno, tranquillo, non ho niente a che fare con la morte di mia moglie. Ti dico, sono troppe cose che non quadrano, giustamente, evidentemente bisogna guardare tutto intorno e approfondire determinate cose. E certamente questo nuovo evento, questo nuovo elemento che è venuto fuori, dovrà spiegarci determinate cose quando sarà sentito, dovrà assolutamente dire. Io solo una cosa ti dico, cioè metti il caso che sarebbero venuti a casa mia e avrebbero trovato una botola a casa mia, io sarei in galera in questo momento. Cioè non riesco a trovare perché a lui è quasi dovuto e a me veramente, capisci, è una cosa che non mi va giù, ecco.
Io mai più avrei pensato che Liliana non sarebbe più tornata a casa. Io ero tranquillo, come al solito lei veniva a una certa ora e così. Però la cosa più fondamentale di tutta questa storia è la presenza dei vicini che comunque non mi hanno avvertito che Liliana, loro sapevano che Liliana era scomparsa. Io, se mi avessero detto questo, sarei andato immediatamente dalla polizia. Discorsi, il marito si deve, dai per favore. Voi non conoscete la nostra vita, non sapevate la nostra vita, quello che noi vivevamo, i nostri ritmi, i nostri tempi. Queste sono cose nostre personali, io non devo giustificare certe cose. Io so che quel pomeriggio io aspettavo mia moglie. Sono venuti i vicini, mi hanno detto determinate cose. Perché non mi hanno detto che Liliana era scomparsa, che hanno parlato con questo signore che doveva andare? Se mi avrebbe detto, io a un certo punto avrei detto, a un certo punto se le cose stanno così andiamo in questura. E queste sono le cose. Scendono, vengono lì, come se si parla di una cosa e quell'altra. Ascoltami bene. Io quei momenti là sono momenti che in quei mesi là io sono collassato, ho la percezione di quei ricordi che sono veramente difficili da adesso evidenziarli. Cioè io ho vissuto questo dramma che io voglio trasmettere. Cioè io ho perso mia moglie, non sapevo di averla persa, e poi quando è stato trovato il corpo per me è stato uno shock tremendo. Ho continuato a vivere e nessuno mi è stato vicino, nessuno mi ha aiutato, ho dovuto piano piano venirne fuori da solo. Allora alle 7 di sera mi dicono, sai, bisogna che andiamo in questura a segnalare che tua moglie non è tornata a casa. Io chiedo a tutte le persone che sono lì, fatemi questa domanda: alle 7 di sera tu andresti in questura a segnalare che tua moglie non è venuta a casa? Ma stiamo scherzando? Dai, per favore. Alle 7 di sera mi sembra una cosa pazzesca. Dopo a un certo punto, alle 10, non so che ora che era, siamo andati in questura e ho segnalato. Abbi pazienza. Quello che ne dichiarato Cioè, quando hanno e allora per la torta. fa comodo così. Sono scesi con uno stratagemma, hanno mandato sul telefono di Liliana: ho un regalo per te. Ho squillato il telefono, pensavo forse magari lei che mi avrebbe chiamato, magari con il telefono di qualcuno. Questo è. Io non avevo il numero di Gabriella, cioè io ho visto sul telefonino di Liliana il nome Gabriella, ho detto guarda, gli ho risposto, ho detto guarda che Liliana non è ancora ritornata a casa, tutto qua. Non ho detto ai vicini scendono. No, i vicini sono venuti giù perché io a che scopo avrei di dire a loro scendete giù? Cioè io aspettavo che sarebbe tornata Liliana, gli avrei detto guarda che Gabriella ti ha mandato un messaggio che ha un regalo per te, dopo vai su da loro. Queste sono le cose. Dopo certamente ricordarmi esattamente tutte queste cose qua per me è veramente tremendo, drammatico. Grazie signor Claudio. Tutte le balle che ci ha dato, grazie signor Claudio. Ci fu anche un avvistamento di una persona che somigliava a te e di una persona che assomigliava a Fulvio, anzi gli inquirenti scrissero proprio che c'era una persona dalle parvenze di Fulvio. È vero che somigliava a Fulvio quella persona? Può anche sembrare Covalero, può anche sembrare altre persone. Una battuta. Cosa c'era invece in quegli hard disk che facevi di tutto per far sparire? La mia vita, i miei matrimoni. Certo, sono tutte foto nostre, di Liliana, quelle che voi vedete che girano per il mondo sono una piccola parte di quelle che sono il patrimonio fotografico che io ho fatto a Liliana, cioè per me era la mia fotomodella, io lo dico sempre. Sono foto meravigliose che parlano dei nostri viaggi, dei nostri momenti felici, le feste con i nostri amici, ricordi, 30 anni di vita insieme, certo. Sono tantissimi bei ricordi. Ma diciamo che questa storia
è già stata detta e certamente gli inquirenti avranno valutato determinate cose. Gli hard disk sono stati visionati, non è stato trovato niente che potrebbe essere, non so, di qualsiasi genere non dovuto, e perciò rappresentano un po' la nostra vita, i nostri bei momenti e anche la mia storia, perché comunque sono immagini di ragazzo, dei miei figli, di tante cose, ecco, diciamo. Oggi ne stai sparando parecchi e ti stai veramente arrampicando sugli specchi. Perché non provi a smentire anche il discorso dei soldi trovati a casa tua? Quello che poi un giorno, piagnucolando, confermasti ufficialmente a quarto grado. Dove sono stati? Dove? Ma dove? Dimmelo. Ma da chi? Possiamo smentire in maniera categorica, a meno che qualcuno che è venuto a casa nostra, ma se c'è qualcuno che dice di questi 20.000 euro, no? Io ne avrei anche bisogno, insomma, no? Perché non mi dite dove erano? Cioè, capisci? Mi fa un po' sorridere, scusami, questa storia qua. Poi anche altre cose, hanno detto i rotoli di soldi gonfi come dei cosi, come se qualcuno li ha visti, per carità. Ascolta, se qualcuno li ha visti che lo dica, no? Non so chi dice questo. Comunque bisogna tutto provare di quelle cose che si dicono. Ecco, però delle cose... Io comunque ho riferito tutto questo. Io sono stato sentito proprio in procura, proprio anche su questo punto, e ho dato le mie spiegazioni, esattamente più o meno i soldi che avevamo in casa. Noi, se tu vedi, ecco, io voglio aprire un po' una parentesi, tutto quello che noi abbiamo, dalle macchine fotografiche, dalle biciclette, dei nostri vestiti, sono tutte cose comprate, usate, di seconda mano, nei mercatini. Io tutto quello che vedi che ho addosso, questo qua l'ho comprato nel mercatino in Austria, l'ho pagato 10 euro, capito? Ma non è perché non ho i soldi, perché mi piace, è una mia mania, è una nostra cosa. Le macchine fotografiche le abbiamo prese di seconda mano, non ho comprato niente, ma niente nuovo. Questa è la nostra realtà. Dopo, se gli altri hanno altre idee, che lo dicono o l'hanno detto, non lo so, bisogna provare comunque tutto quello. E su questo ti hanno sentito in procura? Sulla cosa sì, sarà forse un anno fa, forse meno. Qualcuno ricorderà l'Abruzzone che a ore 14, circa 2 anni fa, invitava gli spettatori a venire a vedere i miei video perché c'erano youtuber, così disse a ore 14, che metteva di fila tutti i deliri e le incongruenze di Sebastiano. Poi l'Abruzzone cambiò totalmente faccia, si disse per una lite con Gabriella, ma qualcuno sospettò perché avesse un ruolo nella difesa di Sebastiano, e oggi alcune frasi effettivamente hanno aumentato il dubbio che lei sia concretamente attiva nella difesa di Sebastiano. Se così fosse, dovremmo ricordare che stanno utilizzando il servizio pubblico per difendere una posizione, senza dire che la persona che parla costantemente, che condiziona tra l'altro in modo manifesto la trasmissione, fa parte della difesa di Sebastiano. Quello che c'è da notare è che chi difende Sebastiano, vedete anche Garofano, non fa altro che puntare sul suicidio. Oggi che il suicidio sembra tramontato, improvvisamente iniziano disperati a muovere le zampine come scarafaggi cappottati, indicando nuovi colpevoli e inventandosi una storia clamorosa e ridicola su Claudio Sterpin. Quindi questo è un manifesto depistaggio, un tentativo ancora una volta di non raggiungere la verità, ma di gettare fumo per confondere chi cerca di fare giustizia. 2 giorni dopo la scomparsa, che è venuto a casa mia, quindi scomparsa, parliamo di scomparsa, lui mi ha detto: statuto nei cellulari di Liliana. Allora, se non li avevi visti prima, com'è che 2 giorni dopo tu mi dici alla scomparsa, non al ritrovamento del cadavere, mi dici che sta tutto nei cellulari di Liliana? E poi come mai soltanto quel martedì il suo cellulare non prende dentro il magazzino? Oltretutto dalle sue dichiarazioni che Liliana quella notte piangeva. Liliana quella notte piangeva, era preoccupata, aveva paura, però tu vai al magazzino e non ti preoccupi di chiamarla
durante tutta la giornata. Quando è venuto da me che io gli ho chiesto, ma hai detto alla polizia del magazzino? Sì, tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. E poi abbiamo scoperto che non era vero. Io non sto dicendo che lui ha fatto del male a Liliana, però certo che tutte le sue bugie, tutte le sue contraddizioni portano verso quella strada, perché avrebbe dovuto dire bugie anche su cose inutili. Poi non parliamo del cordino, l'ha trovato lui, non l'ha trovato lui, la telefonata nascosta a Sergio, invece di dire a Sergio abbiamo una sorella e una moglie in comune, lui dice abbiamo una cosa in comune. Ma come si fa? Come si fa a dire non mi ricordo cosa è successo il 14? Io so per filo e per segno cosa ho fatto la mattina che è morto mio marito, 8 anni fa, e mi sto ancora chiedendo se ho fatto tutto il possibile perché ciò non succedesse. Lui ha fatto tutto il possibile per scoprire dov'era Liliana? No, non ha telefonato a me, non ha telefonato a Sergio, perché noi abbiamo saputo da Facebook, ci siamo passati, abbiamo fatto il passaparola. Non ha chiamato i parenti del papà che vivono da un'altra parte, perché lo dice a me. E io sono andata in questura e lui mi ha detto, ma mi è venuto così, perché quando gli ho chiesto, ma cosa stai pensando che sia successo? È salita in auto con qualcuno. Io mi sono arrabbiata e gli ho detto, ma scusa un attimo, tu pensi che Liliana è andata in auto con un estraneo? Io mi sono arrabbiata. Doveva arrabbiarsi lui per le mie parole. Poi non so perché mi è venuto, ma stai pensando a un amante? E lui ha risposto, può essere. Poi esce da casa mia e mi dice che bella casa che hai. Ma cosa hai in testa invece di cercare tua moglie? Mi dice, ho fatto la lavatrice con la candeggina. E telefono a mio genero per chiedergli se ha fatto bene. Ma se ha fatto la lavatrice Liliana la sera prima, cos'è che dovevi lavare? Poi mi dice, ho lavato per terra con la candeggina. Ma tu, che non hai preso neanche mai una scopa in mano, adesso ti metti a lavare per terra. E infatti mi ha detto, sai, dovresti venire tu perché la mano di una donna funziona meglio di quello che posso fare io. Ma io ho detto, ma stai scherzando? Tu devi andare in giro con le foto di Liliana, devi bussare a tutte le porte. Non è possibile che un uomo si comporti, un marito che poi va a dire in televisione latte, miele, topoline. E tu, 2 giorni dalla scomparsa, un momento è andato a Portorose, no? A mangiare i calamari, è andato a lavare l'auto, è andato a farsi la passeggiata a Barco. Allora non ti interessa niente, perché non ti interessa cercarla? E chi sta dicendo che ieri c'è stato questo scoop delle cantine, delle botole? Bene, allora chi ha una casetta, una villetta, saprà benissimo che ci sono delle intercapedini tra il muro maestro e il resto della casa. E anch'io ho le botole, se vogliono venire a vedere. Addirittura io le ho a livello terra perché venivano fatte per poter un domani controllare le fondamenta e perché siamo in una zona di terremoti e con questo, diciamo, questi cunicoli, queste botole, i terremoti riescono a non far vibrare tutta la casa. Io ne ho 2, una in tavernetta, una nella sala di bagno di una volta. Se vogliono venire a vedere, perché hanno detto che noi, io e Claudio, abbiamo ucciso Liliana e nascosta a casa mia, l'hanno detto all'inizio di questa tragica vicenda, l'hanno scritto. Allora, se vogliono venire a vedere le mie botole, io vi apro bene la porta, vi faccio vedere le mie di botole. Liliana quella mattina esce senza cellulari, sparisce in piazzale Gioberti, quindi tutte cose che accadono lontano da Claudio. Oltretutto, se l'avesse uccisa Claudio o Silvia, il corpo non sarebbe mai più stato ritrovato. Oppure loro volevano fare arricchire Sebastiano. Per favorire chi? Poi la portano nel boschetto per fargli prendere a lui la pensione? Per favorire chi avrebbe dovuto fare questo, Claudio? O io? Io prendo la pensione, i soldi di Liliana? Ma stiamo scherzando? Io credo che a questo punto bisogna cercare i moventi, non dare la colpa a Claudio. È andata male all'inizio per dare la colpa a Claudio, adesso troviamo il pelo nell'uovo per dare ancora la colpa a Claudio perché sta uscendo qualcosa di importante. Io credo che i giornalisti, tutte le TV, dovrebbero cercare i moventi, perché ce ne sono tantissimi, ma nessuno va a vedere là. E mi chiedo perché, ma cosa sono andati a vedere?
Che cosa? Hanno preso il luminol per guardare non possiamo farle noi parenti. Ma guarda i risultati. Adesso il nostro obiettivo, abbiamo fatto tanto, ci siamo dedicati veramente in modo assoluto e forte per raggiungere quello che poi era un dato che per noi era un dato comunque semplice da evidenziare, cioè finalmente si comincia a parlare di omicidio. Questo è un dato che abbiamo raggiunto con grandi sforzi. Lo fanno i nostri consulenti da molto tempo, anzi grazie proprio alla consulenza del professor Fineschi, del Enrico, siamo riusciti poi ad avere l'accoglimento dell'atto di opposizione e oggi ci troviamo qui. Quindi poi saranno i familiari insieme a noi a valutare allora, innanzitutto attendiamo l'esito della valutazione insomma, della consulenza, poi vedremo cosa fare. In questo momento noi abbiamo già dato tanto, poi spetterà a chi fa le indagini andare a capire se si è trattato di omicidio, chi è il responsabile. Non abbiamo puntato mai il dito, effettivamente lo dobbiamo evidenziare, ci sono veramente degli atteggiamenti lacunosi, opachi da parte di un marito che si vede una moglie scomparire così dalla sera alla mattina, però non abbiamo mai puntato il dito contro Sebastiano, abbiamo anche chiesto alla procura di fare indagini nei confronti di Claudio, questo lo dobbiamo evidenziare. Poi vedremo, sarà la procura ad indirizzare parliamo di sto Cordino famoso. Se verrà confermata l'ipotesi che è stata fatta dal nostro consulente, dal professor Bacci, dove si parla proprio di una asfissia meccanica, cioè e quindi che è stata fatta con la forza e che il cordino non c'entra nulla con la dinamica dell'omicidio, quel cordino sarà fondamentale per arrivare poi ad avere delle risposte, perché il cordino non serviva per uccidere, per morire, insomma, per far morire Liliana. Perché sta lì quel cordino? Quelle buste perché stanno lì se non hanno nulla a che vedere con la morte di Liliana? Perché viene fuori il cordino? Perché 2 giorni prima del ritrovamento del cordino a casa di Sebastiano era stato chiamato Sebastiano perché doveva essere sottoposto all'esame del DNA. Adesso sono tutte delle congetture, assolutamente mi guardo bene, però per quale motivo spunta all'improvviso questo cordino quando casa era stata perquisita in modo attento e profondo, tant'è che gli stessi investigatori nell'atto nella richiesta di archiviazione per quel che riguarda il cordino, lo spago, si parla proprio delle dichiarazioni di Sebastiano come veramente non attendibili, questo è quello che si dice nell'atto, però improvvisamente questo spago che non c'era, perché casa non era, la casa di Liliana non è la Reggia di Versailles, cioè è piccolissima, ci sono 3 cassetti, non sono stati rinvenuti, improvvisamente viene fuori questo cordino e ci sono anche delle intercettazioni tra Sebastiano ed una giornalista dove si cerca pure di trovare le parole giuste da dare agli inquirenti per giustificare insomma la presenza di questo cordino. Quindi vediamo quello che succederà. Ripeto, noi non abbiamo nulla nei confronti di Sebastiano, se sarà stato Sebastiano, innanzitutto se si tratta di omicidio, poi ne risponderà chi lo ha causato, e cioè comunque bisogna capire chi è stato. Quindi gli inquirenti devono fare ancora molto, devono lavorare molto per arrivare alla verità. Allora. In realtà la risposta di Cozza è incompleta. In quei giorni si parlò di DNA trovato sul cordino. Allora Sebastiano, facendo vedere che quel cordino lo aveva a casa, se per caso il DNA presente sulla scena del crimine fosse stato il suo, avrebbe potuto dire di avere toccato quel cordino a casa. Questa è colpa degli inquirenti, che da subito hanno detto un suicidio. Ma come si fa a trovare una persona in un boschetto, ok? Dopo 20 giorni che è scomparsa da casa e nessuno degli inquirenti si chiede, aspetta un attimo, vediamo se prima è omicidio. Perché noi l'abbiamo detto subito, se è un suicidio, dateci le prove. Se è un omicidio, dateci le prove, ma non dopo 3 anni. Non è stata riesumata a marzo del 2022. Perché? Ci chiediamo perché hanno aspettato 1 anno e mezzo. Perché non sono andati a cercare chi l'ha messa in quella cassa di cartone, non certo la famiglia. È stata trovata in un sacco salma. Perché non ce l'hanno fatta vedere? Queste sono domande lecite o no? Hanno detto che i coltelli li ha portati la sera prima. Brava. Se è l'ultima pescheria vicino alla Wind, dicono che lui è stato lì la sera prima.
Non hanno detto, ma l'ho detto io, Sebastiano quella sera prende 2 coltelli a casa della persona da cui ospita a cena e inoltre le celle telefoniche collocano il suo telefono, anche quello di Liliana, dalle parti della galleria Rossoni. La ricostruzione insomma dei movimenti che viene fatta sia da Sebastiano ma poi dalle celle telefoniche tra gli elementi che ci fanno riflettere di più, insomma, nel senso che l'ultima pescheria non c'è conferma che lui ci sia andato, uno. Seconda cosa, ed è qualcosa di strano che non avviene quasi mai, arrivato ad un certo punto Sebastiano si reca presso il suo studio, così come un laboratorio, come lo chiama lui. Non dimentichiamo egregio, per cortesia. E il suo telefono per circa 3 ore non dà nessun tipo di segnale, cioè non abbiamo il telefono che aggancia le celle relative al suo studio. Il telefono, stranamente, ed è qualcosa che succede veramente in modo raro, non aggancia nessuna cella, guarda caso però nel pomeriggio quando ci torna il telefono aggancia la cella ed è lì nel laboratorio. Quindi ci sono delle informazioni che poi devono essere valutate. E come ho sempre detto, lei i suoi problemi li risolveva da soli, ma da quando era piccolina non è giusto, i moventi li deve trovare, li deve indagare. Ora noi sono 3 anni che abbiamo fatto le nostre dichiarazioni in questura. Noi quante volte abbiamo detto perché non siamo stati ascoltati, perché non ci avete chiamato? Noi l'aspettavamo come la mano del cielo, perché quello che si scrive non è tutto quello che hai detto. Si sa che si scrive in metà. Lui ha detto sempre che lui in quel posto non andrà mai perché è un pisciatoio. Ma come fa a sapere che è un pisciatoio? Ve lo spiego. In tempo di Covid lui andava, non si poteva girare per città, lui andava con la bicicletta a farsi tutto quel giro del parco, perché il parco non è solo quel pezzo lì, è grandissimo. Probabilmente avrà avuto bisogno di quel posto. E perché non ci vuole andare a vedere dove è morta sua moglie? Dove è stata ammessa sua moglie? E intanto non ha raccontato cosa è successo quella mattina e poi il suo comportamento da quel giorno in poi è alquanto un po' oscuro, diciamo, perché un giorno racconta una cosa, un giorno ne racconta un'altra, un giorno dice che hanno fatto colazione insieme e il giorno dopo dice che lui ha bevuto il caffettino in fretta e è andato via. Poi invece di andarla a cercare si va a fare i pranzetti al ristorante, va a farsi il giro a Bacoli, va a lavare l'auto, a fare traslochi, è tutto meno che cercare Liliana. Cioè, sono cose molto strane per uno che dice il matrimonio latte e miele, sempre insieme, le topoline dalla finestra. Cioè, anche se mi scappa il cane io reagisco diversamente, perché me lo vado a cercare, faccio manifesti, metto annunci in TV, sulla radio, un disinteresse da 3 anni, perché poi quando sono uscite le prime risposte, tipo quella che non aveva droga, non aveva assunto droga, la colazione era la stessa, poi vediamo come è stata ritrovata, rimagata dentro quel sacco, e poi vengono fuori le lesioni. Lui non ha mai avverto, non si è mai indignato di tutte queste cose, non si è mai arrabbiato di cosa le hanno fatto, di come è stata fatta l'autopsia. Quando uno si comporta così, a parte che io credo sia una persona anaffettiva, prima di tutto, ma però se tu mi parli di amore e di sempre insieme, innamorati, eccetera, un uomo, un marito non si comporta così. Lui era sempre stata una persona apatica, con lui non è che si potevano fare grossi discorsi o discorsi seri. Quando faceva un discorso serio, lui guardava l'orologio, faceva così, Liliana andiamo. Soprattutto quando in certe occasioni che io magari si commentava un fatto in televisione, dicevo la mia, eccetera, lui non partecipava, aveva fretta di andarsene. Gli dovrebbe interessare invece di scoprire la verità, non aspettare gli inquirenti. Lui in 3 anni non ha mai detto una parola sulla morte di sua moglie, lui non ha mai fatto ipotesi, non ha mai detto, anzi lui all'inizio diceva che è suicidio, lui era ancora scomparsa che parlava di suicidio. Quando lui è venuto a casa mia lui parlava di tutto altro, il giorno del funerale ha fatto una cosa che per noi è stata molto grave, perché lui si è messo d'accordo con una TV locale e ha filmato la bara dentro il cimitero, quando noi non c'eravamo ancora lì. Perché e non ha chiesto il permesso a Sergio, non a me, che io sono forse l'ultima ruota del carro, ma neanche al fratello. Eravamo in cimitero e è arrivato sui
sui cellulari è arrivato in diretta, che lui ama le telecamere forse, perché noi siamo venuti in televisione dopo che lui ha cominciato a dire le sue bugie, noi se no ce ne stavamo tranquillamente a casa nostra, noi avevamo la nostra vita. Lui ha rovinato 5 famiglie, non una, perché noi dobbiamo difenderci verso le sue cose. Noi siamo andati a fare il nostro dovere. Io sono andata il 28 dicembre, quando Liliana era ancora scomparsa, a dire quello che succedeva a casa mia. Quando lui ha detto che gli abbiamo rubato l'oro, che abbiamo fatto questo, che Gabriella è stata lei a telefonargli. No, è stato lui a chiamare Gabriella. Quando dice la polizia mi ha detto che posso continuare a fare il lavoro in nero dei coltelli, ma vi sembra normale? E dopo parliamo di lavoro sommerso, di lavoro nero. Intanto noi abbiamo fatto 320 pagine di ricorso, Sebastiano all'ultimo momento ne ha fatto 8, e questa è una cosa. E poi c'è un'altra cosa, Liliana non viene vista dalle telecamere della polizia fino a quando non viene ritrovata, perché ci dicono, sta scritto negli atti, che non c'è nessuna figura che passa per quella via a quell'ora che somiglia a Liliana. Quando gli inquirenti hanno i vestiti e tutto il resto, ci mettono lì quel fotogramma. Mi sembra che siamo partiti proprio male. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.